Signori, partito? Chuck, azione. Pierfrancesco Favino torna alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia da vincitore 2 anni fa della Coppa Volpi come miglior attore. Quest'anno è protagonista addirittura in 2 film, Comandante di Edoardo De Angelis che ha inaugurato la mostra e Adagio di Stefano Sollima, entrambi in gara per il Leone d'Oro di Venezia 80. Ricordando quel giorno, ricordando anche quello che Venezia e la mostra rappresentano per me anche nella decisione di fare questo mestiere. Insomma, io venivo qui da spettatore, da ragazzo, e pensare di aver fatto questo percorso è meraviglioso. Aver vinto la Coppa Volpi è una di quelle cose che capita a pochi e di cui sono orgogliosissimo, e aprire la mostra quest'anno è un orgoglio, e avere addirittura 2 film non me l'aspettavo. Si parla tanto nel film di legge del mare, e la legge del mare è precedente alla guerra ed è successiva alla guerra, ed è una legge che io personalmente credo sia una legge giustissima. Io non sono un politico, non mi devo occupare delle questioni che determinano questo, ma sono cresciuto abituato a tendere la mano a chi ha bisogno. Ringrazio i miei genitori per questa educazione e continuo a farlo. L'intelligenza artificiale ci avrà, come tutte le nuove tecnologie, la possibilità di salvarci per alcune cose, ma che va utilizzata con estrema attenzione in tanti campi, non solo il nostro. Penso ai posti di lavoro, penso alla possibilità di disumanizzare il nostro mondo, e quindi bisognerà essere bravi a saperla utilizzare, però non la demonizzo. Alla mostra auguro, dicevo, tanta vita lunga, giovinezza, forza, capacità di sapersi rinnovare come ha sempre fatto, capacità di saper essere una luce all'interno del nostro cinema, e a tutti gli spettatori di Antenne 3 mando un grande bacio.